E noi dobbiamo fare in modo che comunque ci sia una cultura a tutela delle donne, una cultura che non deve essere solo quella del 25 novembre, della giornata dell'eliminazione della violenza contro le donne, ma deve essere di 365 giorni all'anno. Il vero piano Marshall nazionale deve basarsi sui due grandi pilastri, l'ambiente e la salute. In giro per l'Italia si attende 60 giorni categoria D, da noi si attende massimo 30 giorni. Nella libertà di scelta mettiamoci dentro anche la possibilità di restare nel pubblico. La formazione è un tassello fondamentale su cui la formazione specialistica vogliamo e continuiamo a investire. Si parte con questa grande operazione, uno degli ospedali sicuramente di riferimento a livello internazionale. Sarà l'occasione per crescere tutti assieme guardando al futuro con positività. Abbiamo accompagnato verso i due obiettivi che noi come Regione ci poniamo sempre, la continuità produttiva e la salvaguardia occupazionale. Continuità produttiva vuol dire non disperdere le competenze, gli investimenti. Le regioni come il Veneto che sono ad oggi comunque regioni traino d'Italia. Meno 90% di produzione perché se li mangia tutti il granchio blu. Ci sarà un treno ogni 15 minuti. Noi abbiamo realizzato una metropolitana perché questo è l'obiettivo.
tutti interventi molto importanti che favoriscono il cicloturismo. In fondo in Veneto non ci manca nulla, abbiamo il mare, abbiamo il lago, abbiamo le colline, abbiamo le città d'arte, abbiamo i fiumi e quindi si presta molto alla mobilità sostenibile. doveroso intervenire, e cosa che facciamo ormai da anni, per migliorare il nostro sistema e mantenerlo sempre alla massima efficienza. Bilancio ancora positivo, una regione che nonostante non applichi le addizionali IRPEF da 14 anni continua ad essere performante. Veneto vuole essere fortemente attrattiva rispetto a tutte le produzioni cinematografiche. Siamo certi che questo comporterà un valore di moltiplicatore rispetto alle risorse che investiamo. Abbiamo capito che questo è un grande network, ma è anche un grande valore perché è dato da veneti che hanno saputo esaltare fino in fondo tutte le peculiarità di questo Veneto. Giovani dai 18 ai 25 anni che approfitteranno dei dati spaziali per elaborare dei progetti di utilità. L'aerospazio, la space economy non è fantascienza ma ha una ricaduta reale. Tutelare e valorizzare anche nel segno della sostenibilità questi siti, ma anche cercare di portare turisti nel nostro territorio di elevata qualità.